Inaugurato all'Ismet di Palermo l'Hillman Center Cancer, il nuovo reparto di oncologia medica di UPMC International, la collaborazione tra la Regione Siciliana e il gruppo sanitario accademico legato alla Università di Pittsburgh prosegue nel segno dell'innovazione clinica e dell'offerta di cure e assistenza all'avanguardia. Il gruppo statunitense a Palermo ha avviato e gestisce l'Ismet, centro d'eccellenza internazionale per i trapianti e le cure di alta specializzazione, attraverso una partnership pubblico-privata con la regione. Porta per la prima volta in Sicilia il programma di oncologia medica integrata dell'Hillman Center di Pittsburgh, inaugurato alla presenza dell'assessore alla sanità della regione Razza e dei vertici di UPMC International. Il nuovo reparto HCC integra i servizi chirurgici già offerti dalla Ismet a Palermo e mette a disposizione dei pazienti dell'ospedale un team oncologico multidisciplinare formato da oncologi, infermieri, farmacisti ed esperti nel campo della psicologia, della riabilitazione e della nutrizione, che lavora in sinergia per sviluppare piani di cura personalizzati. Con il presidente Musumeci circa 3 anni fa siamo stati a Pittsburgh e avevamo lanciato l'idea di recuperare il modello organizzativo per le terapie oncologiche che avevamo visto. Mi fa piacere che Ismet abbia raccolto subito quella proposta, che si sia realizzata, e mi fa anche piacere che si sia creata una collaborazione intensa con l'ospedale civico di Palermo, che attraverso la sua UFA produrrà il farmaco che verrà utilizzato. Non è l'unica struttura, abbiamo in programmazione Cancer Center anche in altre aziende ospedaliere. Al Garibaldi di Catania abbiamo inaugurato alcuni mesi fa una struttura molto simile a quella di oggi. C'è una progressione, l'idea è quella di essere ospitali il più possibili. Noi dobbiamo pensare al paziente non soltanto come il malato che viene curato, ma come la persona che deve ricevere un'assistenza e un'ospitalità adeguata in una struttura che sia all'altezza delle sue attese. Come sappiamo, il tumore è un problema serio oggi in tutto il mondo. In Italia si stima che almeno 1 su 2 uomini e 1 su 3 donne contrarranno purtroppo il tumore durante la loro vita. Questo è il primo centro Hillman in Italia, in realtà il 73esimo centro di tutto il network, e quindi noi siamo particolarmente contenti di essere qui in Italia, e questo centro si aggiunge a un'assistenza già abbastanza completa e organizzata, e saranno servizi aggiuntivi, un ulteriore passo avanti nell'impegno che UPMC mette e continua a mettere internazionalmente anche in Italia.